Amici bellini, prova, abbiate pazienza, c'ho un po' di cose da fare, la band, quindi il programma è che l'analisi tattica vi arriva o domani o dopodomani, vi devo chiedere scusa, abbiamo anche un po' di tempo onestamente perché adesso c'è la sosta, vi chiederò una mano per quanto riguarda i like, gli hype, perché quando poi l'analisi di una partita arriva più tardi c'è meno richiesta di guardarla, un'analisi eccetera eccetera. Invece è molto interessante secondo me parlare di una partita che è stata vissuta in sofferenza da noi tifosi, anche da Conte, anche dai giocatori, però poi è andata in porto, quindi con la serenità dei 3 punti, io lo dico sempre, è la cosa migliore per analizzare le criticità, se ce ne sono, e sarà interessante vederlo, perché adesso sto leggendo, sto sentendo gente che si pesta i piedi, McTominay non può giocare con De Bruyne, il profeta, non il profeta del fantacalcio, l'amico mio, il profeta Hernanes, ha fatto il suo video di analisi, dice no, allora se deve giocare De Bruyne non deve giocare Lobotka. Così come a inizio estate, allora con questi poi non gioca Anghissà. Vi siete resi conto che insomma Anghissà è un giocatore fondamentale, non lo levi. Quando poi, secondo me, cresceranno quelli che sono stati presi, e adesso ascoltiamo un attimo le parole di Conte, perché secondo me sono fondamentali. Quando cresceranno quelli là, allora uno può ragionare sui vari moduli, sulle alternative, sui piani B, C e D e F. Però ad oggi è chiaro che Conte si affida a quelli che lo conoscono meglio, che sanno meglio quello che lui richiede, e poi ci sono quelle che possono dalla panchina darti una mano, darti un boost, darti un cambio di passo. E questa è la cosa secondo me più importante, perché tu devi partire da una base che sono le tue certezze e poi aggiungi. Ho letto tra quelli che mi hanno scritto, che mi hanno commentato il commento a caldo, diciamo, che la sostituzione di Juan Jesus comunque veniva perché era stato ammonito. Sì, ma non mi basta, nel senso che non lo conosco alla Inzaghi Conte, poi vedremo se sarà sistematico, perché anche De Bruyne sostituito, ammonito, quindi può essere un tema. Però io credo che a prescindere Buongiorno potesse garantire anche un'uscita più pulita e anche una sicurezza, ascoltatemi bene qua, sulle eventuali ripartenze del Cagliari. Conte in conferenza e anche nelle interviste è stato molto contento e dice io avrei accettato anche lo 0-0 perché mi è piaciuta la prestazione e non abbiamo concesso ripartenze al Cagliari. Quando vai nell'1 contro 1 c'è molto campo dietro, Buongiorno è uno di quelli che può garantirti qualcosa in più in marcatura preventiva rispetto a Juan Jesus. Poi ci aggiungo che rivedendo gli highlights Juan Jesus ha dato una palla a Spinazzola che è forse una delle occasioni più pericolose. Il discorso di Caprile, no? Nel senso, il portiere è stato il migliore in campo per loro? Si può discutere, nell'analisi ci andiamo più nel profondo. Però onestamente siamo noi che siamo stati poco precisi nelle miriadi di occasioni, perché ne abbiamo avute molte di occasioni per segnare, specialmente nel finale, una dietro l'altra, minuto dopo minuto ne arrivavano. Il McMichu, ho fatto uno short al riguardo, perché McTominay aveva quasi la porta spalancata e la tira piano, poi l'occasione della rovesciata dove in realtà la toglie ad Anghissà che stava andando di testa in stile Parma. Altro tema che mi viene in mente, la partita col Parma dell'anno scorso, anche lì io non potetti fare la reaction perché ero in viaggio per andare a suonare. Quindi un po' di simpatiche coincidenze. Ascoltiamo un attimo Conte perché mi sembra interessante. Ringrazio Valentino che mi ha girato questo in privato. Spero si senta. Aumentare il numero della rosa, completare la rosa proprio perché l'anno scorso, non avendo competizioni europee, A rosa. comunque ci basavamo su 12-13 giocatori. 12-13. Quest'anno abbiamo avuto la necessità di immettere calciatori nuovi dentro una squadra che ha vinto lo scudetto. Adesso c'erano solamente 2 partite, è inevitabile che
cerco di scegliere i giocatori che stanno nelle migliori condizioni, che mi danno più garanzie. In queste 2 partite chiaramente mi sono affidato ai calciatori che c'erano l'anno scorso. Io poi non è che voglio fare il cretino, avete visto come vi ho detto io, perché è antipatico dire sempre come vi avevo anticipato, però dovete anche darmi atto che se uno segue giorno per giorno, ascolta le parole, non si fa prendere dai propri pensieri e dalle proprie convinzioni, alla fine unendo i puntini si riesce a ricostruire un ragionamento, un presupposto, un'idea di base. Poi si può cambiare l'idea, ci possono essere i momenti della stagione che ti portano a fare altre cose. Però è nella logica delle cose. E quando poi vi parla anche di Ambrosino e di Vergara, ho fatto esordire Vergara, ho fatto esordire Ambrosino, perché? Perché siamo corti nel vivaio, e lui dice proprio, noi abbiamo bisogno per tutte le competizioni, ovvero per la Champions qualcuno può rimanere fuori, ci servono giocatori cresciuti nel vivaio per poterli mettere nella lista Champions. Lo capite che poi quando poi adesso ci stanno dicendo il Napoli potrebbe non aver chiuso il mercato, vero, però ditelo ai tifosi, perché io continuo a leggerlo. Tifosi, Brescianini, perché l'Atalanta pare che stia affondando su Musa. Brescianini, allora viene il centrocampista. Deve uscire qualcuno, dovete rendervi conto che non può entrare se non metti fuori rosa Mazzocchi. Lo puoi fare per certi equilibri anche di spogliatoio, dovete dirlo voi esperti di mercato, altrimenti il tifoso che non si guarda i miei video, che sono uno dei pochi ossessionato dalle liste, ci mette il pensiero e dice il Napoli è rimasto incompleto. Io lo capisco che abbiamo ancora delle criticità, però non si può fare numericamente se non sei riuscito a tu ne hai già sbolognati parecchissimi, perdonatemi la parola brutta, quindi operazioni in uscita non facili. Quindi capiamoci, non si può fare tutto, è impossibile proprio. Finiamo di ascoltare. Ci sarà tempo per Ci sarà Lang oggi è entrato Lang. purtroppo, per dire, Davide Neres a livello prestazionale l'abbiamo tenuto fuori perché stamattina era arrivato con un piccolo dolore all'adduttore, era infiammato, e abbiamo preferito non rischiarlo, perché proprio alla ripresa degli allenamenti alla ripresa delle competizioni ci saranno 6 partite da giocare. David sicuramente è un altro calciatore che con Matteo, partendo dalla panchina o giocando lui e poi entra Matteo, ci può dare un'alternativa. Vedi, dice anche può anche partire lui, non vuole mettere subito Neres come quello là che deve entrare per forza a partita iniziata, e lui dice ce l'ha spiegato, dice non era nelle condizioni, ci ha avuto un fastidio. Questo è un tema. Neres è uno di quelli che è fortissimo, però ti viene spesso meno fisicamente. Ecco perché poi Lang deve crescere. Conte dice contento dell'ingresso di Lang, voglio rivedere bene per essere sicuro di dare un giudizio di competenza su Lang, perché ho visto poco e male da cellulare. Piano. Se scegliamo di giocare con i 4 centrocampisti, oggi la soluzione Spinazzola è stata secondo me una soluzione importante, perché rispetto a Mattias è meno, no? Cioè Spinazzola è più uno che può giocare anche esterno, che ti salta l'uomo, al tempo stesso ti viene a fare la diagonale, a fare il terzino. Ci vorrà un po' di tempo, lo stesso per Sam, ok, ma ragazzi che saranno sicuramente il futuro del Napoli, però oggi c'è bisogno di Jesus ogni volta che gioca si fa sempre trovare pronto. È rientrato Buongiorno dall'infortunio, ha esordito un altro calciatore del Napoli, Ambrosino, l'ultima partita era accaduto a Vergara di esordire. Sono 2 giocatori che comunque saranno con noi in rosa, perché abbiamo bisogno comunque anche di avere un tot di giocatori per affrontare tutte le competizioni. Siccome siamo un po' corti a livello di vivaio, Ambrosino e Vergara rappresentano una buona idea. E io un segnale che ho voluto mandare a tutti quanti, anche a loro, che saranno parte integrante della rosa. Poi arriverà Elmas, che è un giocatore che oggi in panchina magari ci avrebbe dato una mano, perché poteva dare un
più a un centrocampista. Poteva dare Elmas potrebbe dare un cambio a un centrocampista. In questo caso io la leggo, mi levo De Bruyne che magari non è nella sua migliore partita, è immediato l'idea che Elmas sia il vice De Bruyne, nel senso come quel centrocampista duttile che sa fare il trequartista, che ti sa affiancare la punta. Noi tutti lo vediamo anche come potenziale esterno sinistro, cioè Lang non è ancora pronto, magari Elmas lo è. Conosce l'ambiente, ricordiamo. Quindi Elmas rappresenta questo, ma rappresenta, e qua dovete starci, anche se non vi piace l'idea, rappresenta una soluzione a centrocampo. Ecco perché poi, secondo me, non si fa uno sforzo per andare a prendere anche un Brescianini, dovendoti togliere un altro giocatore dalla rosa, perché hai preso quello là duttile che aveva il più senso possibile per coprire un po' di ruoli e fare il jolly. Vediamo se dovrebbe arrivare anche Højlund come sostituzione di Lukaku. Però, ripeto, stiamo cercando di fare le cose nella giusta maniera, sapendo che stiamo completando una rosa che l'anno scorso non esisteva per fare le competizioni che abbiamo quest'anno. La rosa l'anno scorso non esisteva per fare le competizioni che abbiamo quest'anno. Quindi, ragazzi, è abbastanza chiaro, è abbastanza evidente che si è lavorato per cercare di aumentare la panchina. È evidente che Conte, rispetto all'anno scorso, ci dovrà fare più affidamento. Se parliamo delle sostituzioni, del tempo, quando fare le sostituzioni, noi le vogliamo prima, perché quando non vediamo la partita sbloccata è chiaro che vogliamo una soluzione dalla panchina. Però vedi com'è assurdo il calcio, che alle volte ti arriva una soluzione da chi? Da un Buongiorno che si mette in difesa e che invece, stiamo parlando ovviamente del forcing finale, quindi un altro calcio d'angolo, Buongiorno era in avanti e ti fa un movimento per non andare in fuorigioco, ti mette un gran cross, mette la palla al centro col sinistro e poi ti segna Anghissà, che si era fatto tutta la partita. Ha avuto occasioni anche Anghissà, però abbiamo tirato male, non abbiamo tirato bene. Lo stesso McTominay, ma questo vi rimando all'analisi, perché vorrei farlo con le immagini e così non mi piace. Adesso sono veramente in ritardo, devo andare a fare tutte le cose, ma ci tenevo non lasciarvi asciutti, perché adesso ci sarà il periodo della sosta e ce lo godiamo con grande tranquillità. Adesso vediamo le altre squadre come rispondono, ma siamo un po' più tranquilli, e con calma. Però serve equilibrio, perché io, se mi dite non possono giocare i 4 centrocampisti insieme, lo dovevate dire anche nella partita precedente. Allora, se abbiamo una coerenza così, è andata bene, l'abbiamo elogiata come scelta, dove McTominay si esalta, De Bruyne è intelligente, capisci? Ci sono partite in cui uno magari non sta in grandissima forma, ci sono partite in cui gli avversari, perché Conte dice io non me l'aspettavo così difensivo il Cagliari, l'avevo visto più propositivo, forse siamo stati bravi noi anche a chiuderli là dietro. Ricordatevi che col Napoli adesso si è ricreata una situazione di grande rispetto, virgola paura, / non ti attacco, non mi scopro perché altrimenti mi fai male, e aspetto la mia occasione nel momento in cui tu ti sei scoperto troppo. Però questa è la cosa che ha fatto più contento Conte, che non abbiamo subito ripartenze, quindi sì, lo 0-0 fa male se resta 0-0, però intanto non hai fatto quella roba. Io non lo vorrei, lo diceva Garcia ed è stato attaccato. Quando non puoi vincere, almeno vedi di non perdere. Lo dicono molti allenatori. Qualcuno viene attaccato, qualcuno no. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ci aggiorniamo, lasciate un like, iscrivetevi al canale, la campanella, il canale Telegram, tutti i mini social, tutte le cose. Datemi una mano, perché saranno giorni difficili per me, ma con la mia community io posso tutto.